Eccoci qua. Hola amigos. Buonasera ragazzi. Salve tu. E questo è, ragazzi. Sassuolo-Napoli 1-1, gol di Berardi e Insigne negli ultimi minuti. Pareggia questa partita, evitando una sconfitta. Sarebbe stata la quarta in questo campionato, dopo le due con la Juventus, una con Sampdoria e una con l'Inter. Ma non è tanto per la sconfitta, ragazzi, ma io non lo so, io li ho visti svogliati, li ho visti, non lo so, senza l'impegno che danno quando si gioca una partita di Champions League, di Europa League. Pareva una partita di Coppa Italia quando veramente tanto per giocare. Cioè, non lo so. È vero che il campionato è chiuso da mesi, ma tieni un Milan che sta arrivando, là. Ormai sono 6 punti, no? Quindi almeno onoriamo il secondo posto, anche se non cambia niente. Secondo te, cerchiamo almeno di onorare il secondo posto, di vincere questo scudetto onesto, perché escludendo la Juventus, questo è lo scudetto onesto. Cerchiamo di vincerlo lo scudetto onesto. Parlando pure sassuolese, no? Sto parlando, questo è puzzolano proprio. Vabbè, ragazzi, non c'è tanto da dire in questa partita. Ma come cazzo si fa a voler giocare una partita con questa poca concentrazione, poca determinazione? Perché c'è stata proprio una... Sì, è vero, Ancelotti ha un po' sconvolto la squadra, ha messo qualche innesto nuovo, ha fatto giocare Onas, ha tolto Cajon, Mertens al posto di Milik, c'è stato Luperto, Kiceres, è tornato Gulam e il grandissimo Diawara a centrocampo. Vabbè ragazzi, partita non c'è tanto da dire. Napoli che ha avuto il suo possesso palla come sempre. Cioè Napoli ha avuto il suo possesso palla, noi ci abbiamo tenuto in palla, perché da tutta la partita ci abbiamo fatto due palle così. A un certo punto, non lo so, credo proprio che la sensazione pare che mi sto prendendo una partita che già hai vista, cioè, già sei un risultato, cioè, non lo so, non c'erano emozioni. Si ha avuto le sue occasioni da gol. Insigne che se continua a mangiarsi gol non lo so, da principiante. Sì, è vero, Portiere aveva fatto pure qualche intervento. Ma ragazzi, ma su queste occasioni non si possono sbagliare in continuazione, sempre tu per tu col portiere, oppure altri tiri che a meno Garro specchia la porta, niente. Comunque, vabbè, Insigne che ha fatto il suo, come sempre, l'impegno ce lo mette, pareggiando anche, ripeto, negli ultimi minuti, con un cross di Guram c'è stato un intervento sbagliato del difensore, e Insigne ha fatto pure un bel gol, un po' a giro così. Berardi che porta in vantaggio il Sassuolo, come dicevo. Diciamo pareggio più che giusto, direi. Sassuolo che ha giocato la sua signora partita come sempre contro noi, non lo so che ci hanno fatta su Sassuolo. Comunque. Sassuolo che comunque smuove un po' la sua classifica, ormai sta là, né carne né pesce. Noi che pure che stiamo ballando, né carne né pesce, perché ormai penso che Champions League la qualificazione ci sta, insomma. Però almeno cerchiamo di difendere il secondo posto, come dicevo. Su scudetto degli onesti, portiamo a mangiare la casa, no? Il secondo consecutivo. E poi va bene, ragazzi. Vabbè, Sassuolo col minimo sforzo ha fatto la sua prestazione, avendo anche le sue occasioni. Tanti sbagli, tanti passaggi sbagliati, regalati. Abbiamo fatto
ripartire contropiedi o azioni per il Sassuolo che proprio non lo si potevano tranquillamente evitare senza farsi sbagli proprio a centrocampo, proprio come una squadra proprio che come già di giocano senza genio qua, non lo so. Vabbè, ragazzi, prossima partita che vale, che è importante, a questo punto vale più di tutto, perché ormai l'Europa League è l'unico obiettivo rimasto in piedi quest'anno. Prossima partita là in Austria contro Salisburgo, il ritorno dopo il 0-3, anzi il 3-0 a San Paolo. Invece la Ramossia, mi passa a Saturn, perché sennò a giù, ma non lo so, io mi runga all'ippica, mi runga nato sport, perché proprio chi stanno proprio pare proprio che non lo so. Io secondo me il problema è che questi qua c'hanno ancora un po' le scorie, un po' di sarre. All'inizio sembrava una cosa buona, invece secondo me è una cosa sbagliata. Perché che tu fai un passaggio a me, passaggio a te, e già 50 passaggi a rete hanno fatto stasera, non lo so quanti retropassaggi. Sì, dici tu, ma il Sassuolo si è difeso bene, stava chiuso, non c'era. Ma un'iniziativa prendila, corri in coppa fascia, tutto pallone a nas, vai, fai qualcosa, quello che comunque Onas e Insigne più o meno fanno, niente, niente. Io vedevo Marquit riceveva la palla e a tutta la parete la dava, ma fa scapa, provaci, prova a saltare l'uovo, pigliate un calcio d'angolo, un fallo laterale vicino alla linea, tutto sta palla annanzi e curva la rete, come faceva una epoca il buon Cristian Maggio, mi ricordavo, tutta la palla annanzi e curva, sempre visto. Però almeno qualcosa c'ha scelto. Vabbè, comunque ragazzi, gol subito in maniera proprio. Non lo so, non lo so. Haaland che si trascina il pallone quasi sulla linea di fondo. Sassuolo che riesce a crossare. E poi c'è la deviazione di Ruperto sul tiro di Berardi. Non lo so, ragazzi. Io penso che l'anno prossimo, a parte Ancelotti, che dovrà un po' di dare una sua impronta un po' più forte, scudandoci del sarrismo, dobbiamo dimenticarci del sarrismo, tutti questi passaggini e passa a me, e passa a te, lenti, manovra lenta, eppure se era lenta sbagliavano i passaggi, tiravano un fallo laterale, passavano all'avversario, manovra lentissima, intanto la luce mi sta abbandonando e niente, ormai è partito, penso che comunque si vede ancora, con Corso, qui Curiciba, le tenebre stanno scendendo, ma sono le 16 e 19 minuti in questo momento. Vabbè ragazzi, sempre Forza Napoli, però come dicevo l'anno prossimo non lo so, se si deve cambiare un po' il gioco, perché ormai ci conoscono tutti, questi passaggi a me passati lento che non innocuo e sterile questo possesso qua. Preferisco far giocare l'avversario e avere ripartenze proprio alla Mazzarri, almeno ci trovi più emozioni. Di palla lo stesso palla innocuo peraltro. Vabbè, un bacio a tutti, fate i bravi, sempre Forza Napoli al di là del risultato. Ci vediamo al prossimo video e vediamo di portarci almeno questa Europa League, perché sennò veramente mi sento male.